gentili amici e amiche della Versione dell'Ascolto, torniamo in onda con la voce del Friuli dopo la pagina informativa. Stavamo soltanto controllando se c'erano ultimissime. È venuta a trovarci Claudia Gallanda per parlare di quello che è accaduto l'altra sera in Consiglio Comunale. Insomma, voi sapete che la nostra talpa, adesso lo sapranno tutti, insomma, la nostra infiltrata speciale è lei, no? Che ci dà e ci controlla tutto quello che accade nel Consiglio Comunale di Udine. Allora, Gallanda, c'è tanto da parlare, c'è tanta carne al fuoco. Abbiamo un paio di minuti, insomma, come sempre a disposizione. E allora cosa è emerso di particolare dall'ultimo Consiglio? Ma guardi, allora intanto possiamo dire che finalmente sono state date delle risposte a un'interrogazione sulla questione stadio, attività interne, e si parla di una nuova convenzione, però bisogna sempre dire come sarà fatta questa convenzione, perché io ricordo che la convenzione originaria, che venne fatta con delibera del 2011 e atto notarile del 2013, venne rilevato poi successivamente dall'ANAC nel 2015 che mancava, diciamo che non venne fatta un'analisi di convenienza economica adeguata, quindi venne valutato il diritto di superficie ma non il potenziale valore di gestione dello stadio, cosa che adesso stiamo vedendo quanto può rendere, insomma, perché una volta riempito ancora non è dato sapere con che cosa, perché da quando ero io consigliere nel 2017, che era stato presentato un primo piano di fattibilità, studio di fattibilità, pare che siano cambiate alcune cose. Ecco, che cosa è cambiato secondo lei? Perché la questione stadio all'improvviso è decaduto tutto, no? Perché voi, grazie all'Udinese che sta facendo gli ottimi risultati, no? Dunque di conseguenza secondo me Pozzo lo fa apposta, no? Nel senso che fa giocare male la squadra, così non si parla dello stadio e di conseguenza riusciamo a fare tutto frittole, come si dice, visto che siamo anche nel periodo di carnevale. Secondo me forse non è così machiavellico, semplicemente secondo me ha deciso di mettere i soldi nelle attività interne piuttosto che nella squadra. Questa è una mia opinione. Certo, ma senza depistare, perché tutto sommato non è che ce ne freghi più di tanto di quello che fa Pozzo con i suoi soldi, che deve fare quello che vuole, però quello che conta è l'aspetto invece del discorso legato allo stadio per quanto riguarda il pubblico. Sì, perché io dico, Pozzo io non ce l'ho con lui, con l'Udinese assolutamente, ma il problema è che le cose vengono valutate per la giusta quantità di denaro che l'Udinese Calcio deve dare al comune di Udine, e in passato non è stato così. Non è stato così e in effetti poi il divertente è che quelli che adesso sono all'opposizione del centro-sinistra non si spostano neanche di un millimetro quando si parla di stadio, perché leggo papale chi c'era quando è stata fatta l'atto in consiglio che ha dato il via a questa convenzione. C'era, se non erro, salvo errori e omissioni, ma non penso perché li ho letti dalla delibera, Vincenzo Martinez, vice sindaco, Giovanni Barilari, assessore, Enrico Berti, Mirko Bortolin, Cinzia Del Torre, consigliere maggioranza, Carlo Giacomello, consigliere di maggioranza, Loris Michelini, Federico Angelo Pirone, consigliere di maggioranza, Paolo Pizzocaro, Pier Enrico Scalettaris, consigliere di maggioranza, Alessandro Venanzi, consigliere di maggioranza. Allora io mi chiedo e dico, sia i consiglieri che erano di maggioranza che quelli che erano in opposizione, nessuno si è accorto della valutazione che c'era qualcosa che non andava? Domanda da $1 milione. Ah, mi scusi, non le ho fatto la domanda fatidica. Qualcuno ha risposto alle mie istanze dell'altra volta? Hanno risposto, ma hanno declinato per il momento la controrisposta in diretta, insomma, a livello televisivo. No, perché poi qualcuno ci accusa di censura e via dicendo. No, io sono qua, ma non viene mai nessuno a ribattere, chissà perché. Si vede che, sa, il fatto è mettere la foto, come si dice, un fermo, vedete, è semplice, no? Mettere un fermo immagine, scrivere, far la nota al proprio addetto stampa e piazzarlo sul giornale è molto semplice. Venire a replicare in televisione dove ti guardano a colori eccetera, la gente capisce se c'è o meno la manipolazione, è molto difficile. Bisogna avere anche la faccia sporca, ecco, la faccia sporca e anche avere anche una faccia, ma avete già capito di cosa, perché purtroppo in televisione è così che funziona. Non c'è Gallanda, trucco, non senza c'è perdersi dietro
gli aghi nel pagliaio. Andiamo Sì. a capire, oltre a questo, non è uscito solo il discorso stadio, ci sono No. state delle importanti cose e so che per un pelo la maggioranza insomma ha scricchiolato, no? Così mi sono giunte le notizie Sì, ieri notte. è uscito dall'aula il consigliere Valentini, che è rappresentante di Autonomia Responsabile, e quindi ha Ma fatto solo, la sua secondo lei dichiarazione solo di perché non gli voto. hanno dato l'assessorato ad Ma autonomia adesso c'è uno responsabile? scannamento a uomo lì dentro per gli assessorati che è una cosa incredibile. Tra l'altro vorrei dire, visto che uno dei papabili all'assessorato è il consigliere Govetto, che secondo me prima si impara a fare i presidenti di commissione rispettando i regolamenti e gli statuti e dopo si pensa a un assessorato, perché a un certo punto... Qua tutti vogliono fare Sì, l'assessore. è una roba incredibile, Più anche che tappare, gente... mi pare che questa giunta, più che questa nuova giunta di centrodestra, più che tappare le buche a Udine stia tappando le sedie. Ecco. Ma Questa quello è un la po' realtà, tutti, sì. perché anche da noi 5 Però quello che Stelle è una ecco, cosa di quello che è emerso, indecente. però vi permetta, di quello che è emerso è che Sì. ci sono veramente, non è successo nulla alla fine, perché tutto quello che è stato proposto è andato bocciato o meno, no? Come sempre, a parte due cose un po' ideologiche che non fanno male a nessuno, anche per dire il discorso sui rifiuti, a me viene da ridere perché quando era le parti invertite era il centrodestra che diceva che ci vuole condivisione, che per certi temi, e stiamo vedendo sulle UTI quello che è venuto fuori senza condivisione, no? Quindi io dico, è meglio, non dico condividere tutto, ma ascoltare le idee, anche le buone idee dell'opposizione e farne tesoro, dire magari facciamo questo progetto sui rifiuti, questo e questo sono idee di questo, non vedo questo scandalo quando è fatto nell'interesse dei cittadini, perché poi parliamoci chiaro lì, l'interesse dei cittadini è l'ultima cosa. Sui rifiuti vorrei dire una cosa. Prego. Ecco, allora, alcune mie idee sono state passate al collega che adesso è in consiglio, il consigliere Domenico Liano, che ha presentato alcuni ordini del giorno, perché lei si ricorda che ho fatto molte Certo. proposte sui rifiuti e sinceramente di lasciarle nel cassetto mi dispiaceva anche. Ecco, tra le quali le macchinette compattatrici, un tipo di servizio flessibile, varie cose, sicuramente che farebbero diciamo, risparmiare i cittadini. E comunque quello che è curioso, a parte che il primo firmatario era lui e la consigliera Capozzi, la nostra mitica candidata a sindaco, ha pensato bene di presentarli lei. Che tra l'altro ha anche sbagliato di presentare all'inizio pensando ci fosse una cosa che dentro non c'era, quindi anche si è resa abbastanza ridicola. Però quello che è curioso è che quelli che nel mandato precedente avevano votato a favore hanno votato completamente contro Chiaro. e viceversa, quelli di centrosinistra che avevano votato contro hanno votato a favore. Bene. Questa è la morale, cittadini. A questi politici non ne frega niente di voi, tanto per essere chiari. E come sempre Claudia Gallanda non le manda a dire, ma questo è lo spirito di fare informazione e controinformazione, barba e capelli tutto compreso del prezzo, non vi costa nulla. Io dico sempre, se non vi piace il nostro metodo di fare informazione, punto di domanda, semplice, avete uno strumento che è la cosa più bella del mondo, il telecomando, potete cambiare canale, andare da un'altra parte, guardatevi l'Isola dei Famosi piuttosto che le divergenze adesso con quello che succede negli altri, c'è il Festival di Sanremo tra l'altro, è una cosa molto importante che è quello che porta avanti il paese. Per concludere Gallanda, Sì. sui presidenti delle commissioni invece? Sui presidenti vengo da lì, in effetti, e diciamo che il primo presidente è Stefano Salmè della circoscrizione San Gottardo di Neste. Bene. Poi vedremo. Sarà le prossime- rispettato secondo lei il calendario? Temo di sì, diciamo che se un attimo vorrei dire una cosa, io ho diffidato personalmente i consiglieri di quartiere di Udine Centro Sì. dal nominare come presidente Marco Belviso, questo perché sulla mia pagina ho messo gli screenshot, non ho scritto nulla di che nel sito del Facebook del comune di Udine, il signor Belviso è il titolare del sito e si è permesso di bannarmi mettendo come motivazione commento fuori luogo. Commento fuori luogo vuol dire tutto, vuol dire niente. Vabbè, Io ma ritengo... guardi, Facebook è Facebook, nel mondo virtuale si vive in una certa maniera, lei qui invece nel mondo reale può parlare liberamente, io lo dico Sì. sempre.
chiaramente possibilmente stando nel convenzionale in un certo senso, se poi magari uno me la fa fuori dal vaso, No, beh, no. sono il primo a tagliarlo senza problemi, come dice qualcuno, la voce della censura, come mi ha pubblicato un mio carissimo amico che mi ha fatto anzi una grande pubblicità e lo ringrazio, Gianfranco Leonarduzzi. No, Bene. comunque posso dire, hanno riconosciuto gli stessi consiglieri in privato Sì. che non ho scritto nulla di che, quindi una persona che banna senza motivo non può fare il presidente Bene. di un organo che chiede partecipazione. La voce alla democrazia. Bene, io ringrazio Claudia Gallanda, chiaramente lo A ripeto lei. sempre, chi si è sentito tirato per la giacchetta o per il coppino, Siamo c'è vedete sotto, c'è un sottopancia, che non è il mio, c'è un sottopancia, potete chiamare il numero, mandarci una mail, noi siamo qua a completa disposizione per qualsiasi replica. Grazie ancora a voi gentili amici e amiche per la visione e l'ascolto, noi torniamo come sempre, stessa ora, stessa rete, mandi e alla prossima. Buongiorno.